Rulli, ottimo il controllo, pallone sul sinistro, lo prova, Laudicino para, Amin a ribadire in rete il vantaggio della Pro Calcio Italia con il numero 4, Amin 1-0. Laudicino aveva messo la pezza sul tentativo di Rulli, la ribattuta in rete di Amin per il vantaggio della formazione ospite. Lucatelli, Rulli, la conclusione, c'è anche la deviazione, c'è il 2-0 della Pro Calcio Italia su calcio d'angolo, punita nuovamente la Lidense, la conclusione di Rulli, la deviazione e il 2-0 della formazione ospite. Ci sono 3 giocatori su di lui e alla fine riconquistano palla per la Pro Calcio che riparte con Rulli. Rulli sul secondo palo, il tiro del gol di Lucatelli alla prima azione. La formazione di Galante segna ancora con il numero 3 Lucatelli per il 3-0. Allora Zandri, ancora Laudicino, Zandri per Padalano, allo spazio per il tiro, lo prova, tocca Pergola e accorcia la Lidense con il tocco di Pergola, accorcia la Lidense che adesso vuole provare l'assalto finale. Per Laudicino, in mezzo, il gol di Laudicino, arriva il gol di Laudicino! La Lidense torna incredibilmente in partita, a -1 la formazione di Ferrara per un finale che si pronuncia pazzesco. Viene chiuso, allora Cellanetti per Meuti, il tiro e arriva il gol di Meuti, il poker della Pro Calcio Italia con il capitano che ristabilisce il doppio vantaggio, il 4-2 siglato Meuti. Ambra per Pergola in mezzo, Rinaldi, ancora Rinaldi, accorcia le distanze, Luca Rinaldi, 3-4. C'è ancora una partita al Pala di Fiore, la Lidense è ancora viva e torna a -1 per un finale agli sgoccioli. Finisce qui questa bellissima partita, la Pro Calcio Italia esprime il campo della Lidense per 4-3. Eccoci in compagnia di Andrea Galante, mister della Pro Calcio Italia. Mister, eravate in pieno controllo della partita, 3-0, tante occasioni per dilagare e poi cosa è successo? Vabbè, diciamo che abbiamo abbassato un po' il baricentro, scusate per la voce, e loro comunque sono stati molto bravi, col portiere di movimento ci hanno messo una seria difficoltà, non riuscivamo a capire come dovevamo difendere quando si mettevano con l'uomo centrale. Siamo andati in difficoltà, però nonostante ciò abbiamo avuto anche altre 2 palle a porta vuota per chiudere il discorso anche col portiere di movimento. Loro sono usciti fuori gli ultimi 6-7 minuti, però penso che il risultato ampiamente dalla parte nostra perché abbiamo fatto una grande gara. Comunque complimenti anche a loro. Comunque una prova di forza e la 7ª vittoria consecutiva, questa squadra dopo l'esordio sfortunato non ha più sbagliato nulla. Beh, per questo devo fare complimenti ai ragazzi perché noi abbiamo subito anche 4 infortuni seri, di cui ancora 3 giocatori secondo me importantissimi come Albuccetti, Conte, lo stesso Marziale che oggi era fuori, ma i ragazzi non si sono mai scomposti da quella sconfitta, hanno cominciato a tirar fuori qualcosa in più e adesso cerchiamo di continuare su questa strada. In cosa può e deve ancora crescere questa squadra? Deve crescere soprattutto sull'atteggiamento,
Perché prendiamo troppi gialli anche quando siamo in vantaggio, non usiamo poco la testa e questo i ragazzi lo devono imparare perché la partita va anche, deve essere saper gestita, non prendendo gialli inutili, andando a protestare quando sei in vantaggio 2 o 3-0. Su questo i ragazzi devono crescere, perché sennò facciamo difficoltà anche come è successo oggi. Grazie mille e complimenti. Grazie. Compagnia di Mirko Laudicino. Mirko, nel primo tempo e per buona parte del secondo irriconoscibili, poi un gran finale. Perché non abbiamo visto per tutti e 60 minuti la stessa Lidense? Non lo so, perché non siamo abituati al ritmo di partita della Pro Calcio Italia, secondo me è la squadra più forte che abbiamo incontrato fino adesso e giustamente ci ha messo sotto e non abbiamo giocato un'ottima partita noi a livello di prestazione corale della squadra e alla fine si è visto sul campo che ci hanno messo parecchio in difficoltà. C'è la rabbia per esservi svegliati troppo tardi? Sì, quello sì, perché magari giocando tutta la partita in questo modo potevamo portare un risultato diverso a casa e invece, come si è visto, purtroppo siamo usciti dalla partita sconfitti. La prima sconfitta stagionale è una sconfitta che secondo te ridimensiona un po' questa squadra anche dopo il pareggio con il delle Vittorie? No, la squadra c'è, il problema è che purtroppo abbiamo questi inizi di partita che ci penalizzano un po', vedremo più avanti se riusciremo a modificare questo atteggiamento all'inizio proprio della partita per vedere se riusciamo a sistemare questa cosa anche durante l'allenamento. Resta la tua grandissima partita, per tanti minuti hai tenuto in vita i tuoi compagni, poi hai fatto bene anche da portiere di movimento segnando il gol della speranza, sei soddisfatto almeno a livello personale? A livello personale sì, ma la soddisfazione è minima quando purtroppo con la squadra non siamo riusciti a portare un buon risultato a casa, quindi a livello personale la soddisfazione è zero alla fine. Grazie mille. Prego, grazie a voi.